Presidente Occhialini, un aiuto concreto in più per le circa 500 imprese aderenti al marchio Io sono FVG. Sono più di 500, ma principalmente suggellare con questa convenzione fra il credito cooperativo e la fondazione AgriFood, suggellare un rapporto che è nato dall'inizio, perché il credito cooperativo è tra i soci fondatori, per cui ha capitalizzato questo strumento importantissimo per quanto riguarda poi l'indirizzo e la visione del sistema agroalimentare di questa regione. È importante poi ratificare un lavoro di un anno che riguarda poi nel caso specifico una convenzione che premia tutte quelle aziende che aderiscono al marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, che nello stesso tempo dimostrano con dei controlli ben precisi di essere attive per quanto riguarda la tematica della sostenibilità. Questo tema della sostenibilità per le 8 BCC di questa regione è importantissimo, è importante anche perché consente alle imprese di fare degli investimenti che hanno un valore aggiunto importante e questo algoritmo che ci consente di verificare proprio questa crescita sulla sostenibilità consente alle banche anche di avere una visione privilegiata per quanto riguarda anche l'erogazione del credito. Facciamo un esempio concreto: un'azienda agroalimentare ha bisogno di un finanziamento, si rivolge a una delle 8 banche del territorio e poi? Ci sono, nella convenzione c'è tutto un decalogo di comportamento per quanto riguarda sia l'azienda, sia la banca, sia la fondazione. Per quanto riguarda la banca garantisce la verifica della fattibilità del credito, per cui ha una sorta di precedenza e indubbiamente ha anche il favore per quanto riguarda una visione concreta sulla sostenibilità, per cui questo facilita non soltanto la velocità di risposta ma anche la prospettiva di un accompagnamento economico sicuramente favorevole. Grazie. C'è un plafond dedicato associato alla convenzione anche per ciascuna banca o a livello Allora, ne stiamo parlando Sì. di questo, considerato anche le dimensioni delle BCC, per adesso non credo che sia necessario. Qua stiamo parlando di circa 700-800 aziende divise fra le 8 banche di credito cooperativo di fatto, per cui non dovrebbe essere un problema ad oggi la dimensione proprio finanziaria dell'operazione. Il marchio Io sono FVG, quali risultati raggiunti nel frattempo sui dati del bilancio 2024? Beh, i risultati sono dal nostro punto di vista importanti. È nato, sì, è vero, 5 anni fa, adesso siamo arrivati a 1000 imprese che sono accreditate a questo sistema, di cui 500 sono imprese produttrici e altre 500 sono imprese che distribuiscono, veicolano e commercializzano prodotti marchiati Io sono Friuli Venezia Giulia. Ricordo che il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia garantisce per il settore food un impegno continuo delle imprese nei confronti della sostenibilità e garantiscono anche che i prodotti siano realizzati con materie prime principalmente regionali. I valori che ci ha dimostrato anche l'Università degli Studi di Udine, a cui avevamo affidato lo scorso anno una valutazione dell'impatto economico del marchio sul nostro sistema, porta ad avere su dati di esercizio finanziario 2024 60 milioni di euro di fatturato che il marchio è riuscito a movimentare grazie alla sua forza e un valore complessivo del marchio di 20 milioni di euro valutato attraverso un metodo che è quello delle royalties che ci dà un panorama, insomma, ecco, che è molto, molto importante e che ci dà, insomma, la prospettiva di poter continuare a lavorare in questa direzione. Quanto ha influito la sponsorizzazione, ad esempio, dell'Udinese Calcio? Beh, diciamo che influisce molto. Noi vi ricordo che il marchio collettivo Sono Friuli Venezia Giulia è nato inizialmente per promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. La nostra regione poi ci ha creduto talmente tanto
tanto da voler creare un marchio, diciamo, che si ispira ai principi della sostenibilità del marchio agroalimentare, e di creare appunto un marchio che potesse anche promuovere le attività sportive, culturali e istituzionali della nostra regione, facendo in modo che sotto un unico slogan, che è quello "Io sono Friuli Venezia Giulia", si potesse rappresentare non solo il sistema agroalimentare ma anche tutto un insieme di iniziative e di valori che questa regione porta in giro per il mondo. E il fatto, ad esempio, del vedere poi il marchio "Sono Friuli Venezia Giulia" anche sulle magliette del Udinese piuttosto che in altri contesti, porta ancora forza anche al sistema agroalimentare, perché più questo marchio viene veicolato e più le imprese si riconoscono insomma all'interno di questo marchio e partecipano e aderiscono, e quindi il risultato è che siamo arrivati a più di 1000 imprese insomma che partecipano a questo progetto. E adesso entra anche nel sistema delle valutazioni bancarie. Questo è un tassello molto importante. Noi ci avevamo iniziato a lavorare un annetto fa, e il tema era quello di fare in modo che il sistema di rilevazione che le imprese dovevano compilare per poter accedere e ottenere il marchio già rilasciava un report di sostenibilità. Adesso con questo ulteriore tassello, grazie anche alla collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, riusciamo a passare attraverso un algoritmo da report di sostenibilità a pre-bilancio di sostenibilità, quindi vuol dire dare uno strumento concreto alle imprese perché possano costruire un vero e proprio bilancio di sostenibilità che sia poi utile per ottenere anche dei vantaggi dal punto di vista del credito. Ottimo. Grazie. Grazie.